Io temo che questi strumenti saranno utilizzati all'estero. Penso che chi li ha presi sapeva cosa prendere e sapeva dove portarli. Ecco. Tutto fa pensare a un furto su commissione. Alla Banca degli Occhi di Mestre, intanto, rimangono le vetrine infrante attraverso le quali sono entrati i malviventi, a testimoniare ancora il raid notturno che ha portato al furto di strumenti medici all'avanguardia per la cura di malattie rare degli occhi dal valore di centinaia di migliaia di euro. In un qualche modo sono entrate delle persone, un gruppo apparentemente nutrito di persone che si è concentrata in questa zona di lavoro di fondazione che è rappresentata dalla struttura clinica di fondazione. Nella struttura clinica della fondazione, negli ambulatori che ospitano mediamente 6.000 pazienti all'anno, le scrivanie sono rimaste desolatamente vuote. I sofisticati strumenti medici che si trovavano qui non ci sono più. 15 strumenti mancanti e 5 strumenti gravemente danneggiati. Il totale rende conto per un danno finanziario attuale di circa $500.000 di euro. A questo andrà sommato il danno, consentitemi, ambientale, insomma arredi, uffici eccetera che non abbiamo ancora stimato, e il fermo attività che è lo stesso un elemento molto rilevante e che porterà un danno probabile vicino ai €200.000. Dalla prossima settimana dovrebbero ricominciare le visite con una strumentazione di minima messa a disposizione dalle aziende. Il ritorno alla normalità potrà forse raggiungersi tra 3 mesi. Pazienti gravi e urgenti sono dirottati al San Giovanni e Paolo, quelli in percorso diagnostico e terapeutico all'Angelo. Tante le attestazioni di solidarietà arrivate in queste ore dalle istituzioni ai semplici cittadini. Visitando il sito della Fondazione Banca degli Occhi Veneto si può sostenere il ripristino della clinica. Adesso svilupperemo anche delle iniziative ad hoc per mettere insieme un'iniziativa di solidarietà. Insomma, abbiamo bisogno anche di un aiuto economico, non lo nego, perché un danno così rilevante non è semplice, diciamo così, da ripristinare senza anche un aiuto esterno.